lascerei 2 minuti di tempo ciascuno per illustrare, come ciascuno crede, il proprio programma. E se saremo disciplinati, io ma anche voi soprattutto, ci sarà anche un po' di tempo per le domande dalla platea. In un primo giro invece vi vorrei chiedere, chiederei a Alfonso Bonafede, che è candidato sindaco della lista civica 5 Stelle che fa capo a Beppe Grillo, e gli darei il primo minuto per parlare appunto di sé e di perché si è candidato sindaco. 1 minuto. Buonasera a tutti. A me l'onore di aprire questo dibattito come politico e come candidato sindaco. Voglio specificare una cosa, non è la lista 5 Stelle, è la lista Firenze 5 Stelle, perché questo nome vuole invitare i cittadini a pretendere una città che sia qualitativamente migliore e quindi che abbia 5 stelle, un po' come quando andiamo in albergo, per chi se lo può permettere, e chiede l'albergo a 5 stelle. Ora, non siamo nemmeno una lista che fa capo a Beppe Grillo, siamo semplicemente una lista che ha un candidato sindaco e candidati consiglieri comunali che però hanno in Beppe Grillo un megafono stupendo, in assenza d'altro soprattutto. Ora voglio dire semplicemente questo: io sono un avvocato, sono l'avvocato Alfonso Bonafede, in questi anni ho prestato la mia attività di consulente legale al movimento degli amici di Beppe Grillo di Firenze. Abbiamo portato avanti tante battaglie interessantissime, prima tra tutte quelle contro la realizzazione dell'inceneritore. Abbiamo portato avanti altri tipi di attività e soprattutto quel movimento ha permesso a tanti cittadini che hanno gli stessi valori di incontrarsi. Mi è capitato di poter patrocinare tutte le cause a favore dei danneggiati da emotrasfusione infettiva, quindi questo è quello che ho fatto fino adesso. Sono stato un avvocato che ha cercato di impegnarsi nell'attività anche sociale. Oggi, un'ultima cosa, dei miei requisiti, ho la fedina penale pulita. Questo è uno dei requisiti che mettiamo online sul sito internet e ci piace conquistarci la fiducia dei cittadini, prima di tutto così, dicendo chi siamo. Grazie. Allora, salutiamo Matteo Renzi, candidato sindaco del centro-sinistra. Diamo la parola a Marco Carraresi, candidato sindaco dell'UDC. Grazie, complimenti a Fiammetta Rosselli del Turco, che ha avuto quest'anno l'onore di essere stata la prima a convocare praticamente tutti e subito all'inizio, quindi lo dico un po' meravigliato dalla sala e dal numero dei presenti. Io ho scelto perché me l'hanno chiesto tutti del mio partito, nessuno escluso, e poi l'ultima scelta, come al solito, è aspettata a mio figlio e a mia moglie. Io sono nato a Firenze, sono sempre vissuto a Firenze, sono nato in via Ponte di Mezzo, mi sono trasferito in via Petrella, poi in via Tosella, zona Piazza Puccini, poi in via Bonaini, zona Romito Vittoria, e infine adesso da alcuni anni, da una decina di anni, quando mi sono sposato, abito nella zona di Coverciano. La mia storia personale è fatta di grandi amori. La scuola prima di tutto, ho cominciato e sono ancora in servizio, diciamo sono un'aspettativa anche se sono ancora insegnante. Ho cominciato il 10 settembre 1980, avevo 21 anni a fare l'insegnante religioso. Sono ancora un insegnante religioso, sia pure in aspettativa. Quindi la scuola per me è sempre stato un grande amore, ma forse mi manca di più adesso. Secondo amore, la misericordia, ho cominciato nel 1977, appena 18enne, non ho mai smesso. Terzo amore, il movimento della vita, ci credo profondamente in questo valore della vita sempre prima di tutto. E la quarta amore è la politica. Ho fatto il consigliere comunale all'inizio degli anni 80 per la democrazia cristiana, poi sono stato eletto regione e sono sempre stato, ho avuto questo onere di essere capogruppo dell'UDC. Quindi
teologia e politica. Infatti non a caso ho fatto studi di teologia e di scienze politiche. Il mio motto è Firenze al centro. In questi anni ho fatto una specie un po' di super consigliere comunale dalla regione e spero proprio il voto della gente.